Un bentrovati a voi tutti in questo appuntamento dedicato ai libri di Telebelluno ed Edizioni DBS. Oggi siamo in compagnia di Stella, questa bellissima e vivacissima cocherina che, come tanti suoi amici a quattro zampe, adora camminare in montagna e scoprire posti nuovi. Non è però sempre facile trovare itinerari adatti anche a lei, cioè non troppo frequentati da altri escursionisti, ma in cui ci siano magari dell'acqua e dell'ombra durante l'estate. Problemi questi che conosce bene chiunque ama fare passeggiate più o meno impegnative con il proprio cane. In libreria, qui alla 4 Sas di Rasai di Seren del Grappa, abbiamo trovato una guida che risponde a tutte queste domande. Si intitola Dolomiti a 6 zampe. Andiamo a scoprirla anche in compagnia di Stella, che qui può entrare. Ecco, questa è la guida Dolomiti a 6 zampe, le 2 del padrone e le 4 del cane che accompagna nell'escursione. Il bello di questa guida di Edizioni DBS è che è scritta come se a parlare fosse Ania, il pastore tedesco che per tanti anni ha accompagnato l'autrice Antonella Fornari nei suoi giri sulle Dolomiti e sulle Prealpi. I percorsi che la guida racconta sono ben 32 in Veneto ed in Trentino Alto Adige e per ognuno di essi sono riportate informazioni utili a noi umani, come ad esempio tempi di percorrenza, dislivelli, note storiche o ambientali. Ci sono però anche informazioni per escursionisti canini, come ad esempio se si può fare il bagno durante il percorso, almeno nei periodi estivi. Notizie come queste sono importanti per Stella e i suoi amici a 4 zampe. Insomma, Dolomiti a 6 zampe è una guida utile, anche divertente da leggere, ma che soprattutto insegna a godere della bellezza dei monti in compagnia del vostro cane, sempre naturalmente nel doveroso rispetto di ambienti e persone. Antonella, come nasce l'idea di una guida così particolare? Beh, io vado in montagna da tantissimo tempo con amici, moltissimo tempo anche da sola, però in realtà da quando ho conosciuto Ania, che è il mio pastore tedesco, ho pensato che la natura e la montagna siano qualcosa da condividere al 100%, anzi a 360 gradi. E il fatto di andare in montagna con il nostro amico peloso credo che sia veramente appagante. E così Ania è sempre venuta con me in questi 12 anni, perché ormai Ania è un pastore tedesco anziano, ma fino all'anno scorso mi ha seguito, fin dove si poteva ovviamente, ed è stata una condivisione talmente incredibile e bella con la natura, con la montagna, l'approcciarsi in maniera diversa a quelle che sono appunto le bellezze delle nostre Dolomiti, che è veramente qualcosa a volte di inspiegabile, ma è il trait d'union, secondo me, il nostro cane che viene in montagna con noi, proprio il trait d'union che ci manca con quello che è l'ambiente natura. Camminare con il nostro cane vuol dire appagarsi in tutto e per tutto di tutto ciò che abbiamo intorno, oltre riuscire ancora una volta ad osservare, a capire, a vedere tutto quello che noi attraverso i nostri occhi non avevamo mai visto. Come si va in montagna con il cane? Ci sono delle avvertenze particolari da seguire, ad esempio nella scelta dei percorsi? Beh, questo chiaramente sì, perché ci sono delle difficoltà e la lunghezza, l'esposizione, il terreno, l'ambiente, tutto questo va valutato. Ma io sono partita ancora prima. Io penso che prima di tutto andare in montagna con il nostro animale insegni a noi soprattutto il rispetto della natura, perché la parola magica è rispetto. Rispetto nei confronti dell'ambiente, nei confronti delle altre persone, nei confronti di noi stessi, nei confronti di questo diciamo così amico a 4 zampe che ci portiamo appresso, perché naturalmente partire con il nostro amico animale vuol dire
fare lo zaino in maniera diversa, quindi pensare che c'è bisogno sempre di portare acqua in abbondanza perché non sappiamo o meno se troveremo questo lungo il percorso, portare il cibo necessario, portare le adeguate precauzioni, sapere se possiamo godere di ombra per poter garantire anche a lui queste piccole comodità che comunque fanno parte delle escursioni e rendono tutto sicuramente più piacevole. Quindi il libro è nato anche con l'idea proprio di spezzare quelle che sono le schede tecniche per noi umani e la scheda tecnica per i nostri cani. Per i nostri cani magari le esigenze sono diverse, ma anche per loro va valutata la lunghezza, l'esposizione, il dislivello. Un cane abituato ad andare in montagna come poteva essere Anya non aveva delle particolari esigenze come magari un cagnolino che proviene dalla città e che quindi segue il suo padrone nelle escursioni. Quindi la capacità di scegliere, come scegliere per noi, valutare anche le condizioni meteorologiche. Non dimentichiamo che i nostri amici animali hanno paura dei temporali, quindi hanno paura dei tuoni, sono infastiditi da eventi particolari come le grandinate, quindi cercare di proteggere il nostro cane, secondo me alla fine vuol dire proteggere anche noi stessi ed affrontare la montagna con un maggior senso di responsabilità. E con questo, anche per questa settimana, noi vi salutiamo. Qui dalla libreria Quattro Sassa vi diamo appuntamento fra 7 giorni, sempre su Telebelluno, per una nuova puntata della biblioteca di Telebelluno ed edizioni DBS. Buoni libri e buone letture a tutti.